Terraglio di giorno, via di collegamento fra Treviso e Mestre. Terraglio di notte, mercato del sesso a cielo aperto. Qui i corpi si comprano e si vendono e gli affari sono disciplinati da precise regole. C'è chi cura le piazzole e allontana i concorrenti, chi procura le prostitute e ne riscuote gli incassi, fino a 300.000 euro al mese solo nel tratto di Preganziol, secondo i risultati di un'operazione della squadra mobile trevigiana. Kyrie de Loc l'hanno chiamata nella lingua dell'Est, cioè affitto degli spazi. Tutto infatti ruotava attorno a 13 postazioni, individuate attorno ad incroci stradali ed esercizi pubblici, gestite da un'organizzazione interetnica sgominata dopo 6 mesi di indagini, anche attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali e satellitari. Gli albanesi sostanzialmente erano i proprietari della strada e affittavano dei piccoli spazi a 300-400 euro a settimana. I rumeni poi si occupavano di pagare l'affitto utilizzando le ragazze. Anch'esse romene, ne sono state identificate 15, di età compresa fra 18 e 23 anni, spesso legate sentimentalmente agli organizzatori del racket, ma costrette ad avere anche 7 o 10 rapporti a notte. Il prezzo variava dai 30 euro ai 100 euro, anche perché la prestazione poteva avvenire fugacemente sul veicolo o in strada, oppure all'interno di una stanza, di un albergo. A quel punto il prezzo saliva. 6 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti del boss, l'albanese 22enne Roberto Covaci, e di 5 romeni, 4 dei quali sono ancora ricercati nonostante i mandati di cattura europei, ma sempre per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione sono indagati anche altri 6, fra cui l'unico italiano, un 37enne veneziano ingaggiato col ruolo di autista delle lucciole.